Scatman's World. Bella raga, ciao dal Comandone Veneziano, siamo a Melbourne, prima tappa del campionato mondiale di Formula 1 2017, siamo con la mod su F1 16 per PC, siamo con Giovinazzi, previsione sole, siamo 15esimi in griglia, non male ragazzi, con la Sauber è veramente dura, e niente, partiamo subito a bomba. Ok ragazzi, sarà durissima, 29 giri da paura, chiaramente continuo con la carriera comendiana e con la Ferrari assolutamente. Solo che voglio provare sta mod insieme a voi. Attenzione. Ok, abbiamo perso un paio di posizioni. Ok, non potevo superare yellow flag. Adesso ci saranno le squalifiche delle due manor. Siamo 15esimi, assolutamente fare un buon risultato. L'obiettivo di questa carriera è fare un po' di punti, chiaramente, perché è difficilissimo. Sfruttiamo la bagarre, mamma mia. Bagarotto impressionante. Dai che non stiamo andando male, Molettaro rosso, le nuove livree sono fantastic. Ok, siamo 12esimi. Bravo Giovinazzo. Virtual safety car così subito. Probabilmente sì, perché devono ancora ritirarsi le due manor. Che eccoli qua. Perfetto. Questa forse la falla un po' di sta mod, che è sta roba, che vabbè. Dai fioi, dai. Possiamo partire? Possiamo andare? Dai cazzo, dai. Ok, torniamo in corsa. Ok, si riparte. Si riparte a bomba, dai, siamo 12esimi. Comunque ragazzi, in italiano ho visto chiaramente sulle classifiche, per esempio Giovinazzi, la bandiera del Brasile. Queste sono cose che non si possono cambiare probabilmente, quindi rimangono così. Ma ripeto, per essere una mod così appena uscita è veramente buona, fioi. Con la benzina siamo a più 0,78, devo stare attento, E che possiamo superarlo qua, Pippo. Ciao Pippo. Superato Pippo. Ciao Pippo. Siamo ottavi, c'è Stroll adesso. Adesso diventa molto più dura però, Miscela standard, risparmiamo un po' di benza. Risparmiamo un po' di benzina, fioi, dai Giovi. Ah, metterei la firma per finire ottavo, ragazzi. È che è un sogno abbastanza irrealizzato. Cosa è successo? Attenzione, un ritiro intanto, un ritiro dietro. Palmer fuori dalla gara, Jolion Palmer fuori. Ritiro per Palmer. Palmer fuori. Una Renault si ritira, fioi. Porca puttana. Tanto il mio compagno ai box. Ok, Ericsson ai box. Noi non stiamo andando male per il momento, ma manca ancora troppo.
Manca ancora troppo, purtroppo. Quindi non possiamo di certo gioire. Ma essere sicuri di portare a casa qualche punticino irridato. Ok, molto molto bene. Mamma mia, detriti in pista, fioi. È successo qualcosa di pesante. Le gomme sono ancora messe molto bene. Devo tenere questo ottavo posto a tutti i costi, fioi. Fioi non c'è più, l'avamposto non c'è più. La proiezione mi dà 10º. Che non è neanche mano in realtà. Giro record di Gigi, record di Gigi. Bottas, squalificato Bottas, dato 16, ma è una gara veramente eliminazione. Vettel squalificato. Ma che sta succedendo, raga? Mamma mia. Sarebbe stata importante la safety car. Purtroppo non esce, come siamo in 15. 5 ritiri perché non contiamo le 2 manor, chiaramente. Mamma mia che inizio di stagione. Siamo settimi anche un po' con la fortuna, onestamente. Miscela standard e va benissimo la 7ª piazza. C'è Van Dorn dietro di noi. Che forse è una macchina superiore alla nostra. Hülkenberg sta rallentando. Ah, si mi tocca sentire il gioco in inglese. Vaffanculo, va. Ok, la prima sosta è andata a buon fine. Ancora yellow flag. Questo è Hülkenberg probabilmente, ma sta succedendo veramente il finimondo. Gara scoppiettante qui a Melbourne. Problemi forse per Ocon. Eh sì, perché lui dice Hülkenberg, ma in realtà è Ocon. Problemi per Ocon. Ok. Mamma mia, qua ho rischiato per guardare la mappa, ho rischiato tantissimo. Mamma mia, la McLaren ci prova di Van Dorn. Mamma che sfida. Van Dorn si prende la 7ª posizione purtroppo. Anche però ha una mescola migliore. Attenzione, il Come ci riprova. Giovi, vai Giovi. E Giovinazzi lo risupera con una staccatona oscena, da quanto è bella. Siamo sesti, fio, incredibile. Stiamo sfruttando anche i ritiri. Cosa è successo tra Bottas e Vettel? Sono curioso, cazzo. Veramente incredibile. Solo che mi fa un po' paura il sandwich che può capitare. Molto good, molto good. Ora incredibile miracolo, si è ritirato anche Ocon, siamo in 14, 6 ritiri, partiti in 20. Siamo in 14, non è mai uscita la safety car, però pazzesco. Gara già pittoresca per il Kuma. Keep current. In un inglese comendiano, perfetto, andiamo ai box. Box, 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 e vediamo un po' dove finiamo. Ok, box per il Kuma. Vai Giovi, un mitico Giovinazzi.
ci sta regalando una prestazione sublime. Ok. Ok, siamo in nona posizione. Siamo davanti a Alfonso. Siamo davanti ad Alfonsino. E saranno 8 giri di fuoco, ragazzi, 8 giri belli cattivi. Dai Comendone, dai Comendone. Ai ai ai. Sono teso, ragazzi, perché l'occasione è ghiottissima. Però hanno problemi, ragazzi. Magnussen e gli altri hanno problemini. Hanno le gomme usurate. Io ne posso approfittare. Hanno anche una mescola più dura. Vai Kume al nono posto, che non va benissimo, nel senso ero quarto. Sapevo che quarto era impensabile, almeno 2 o 3 posizioni le voglio recuperare. Tra un po' alzo anche i giri, anzi li alzo subito. Adesso che ho le gomme fresche mi conviene. Dai, almeno sti due li voglio superare. Hamilton sempre in testa, Gigione. Stiamo agganciando l'asse di Magnussen. Dai, come non regalaci il The Dream. Regalaci il The Dream. Buono. Non male, Kume, non male. No. Mamma, ecco l'errore che non dovevo fare. Risupero Alonso, è dura con la Sauber però, È lungo. Il Kume va lungo purtroppo e perde una posizione. Non ci voleva questa, Dio madonna. Non ci voleva proprio. E sta arrivando anche Raikkonen. Rischio di finire fuori da zona punti, fioi. Il rischio c'è purtroppo. Catroia, oh. Dai, fioi, dai. Sono veramente... Non me l'aspettavo, quindi nessuno va ai box davanti a me. Mi sembra strano, però. Dai, vogliamo qualcuno ai box. Devo rimettere standard, sennò veramente rischio di finire la benzina. Dai, qualcuno ai box davanti, cazzo. Niente, nessuno va ai box purtroppo. Devo ottenere il 10° posto. Mamma mia.
Devo anche censurare probabilmente un pezzo perché tanto mi risupera. Mi ha risuperato quel porco di Grosjean. Siamo decimi. Mamma mia ragazzi. Niente, alla fine mi ha superato purtroppo. Tra porchi e madonne. Almeno un punto lo portiamo a casa in questo inferno australiano. Non male, ha vinto Ricciardo in casa, pazzesco. Il mitico Felipe Giovinazzi. Dai, un punticino è arrivato, incredibile, ha vinto Ricciardo in casa. Hamilton. E penso a sto punto, ma Stroll terzo. Stroll terzo, fioi. Noi decimi, un punticino, molto bene. Ok, raga, un saluto dal comandone veneziano, prima gara, non male. Un punticino irridato. Ciao!